Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute sulla pagina Facebook dell'Oppure. Io sono Joshua Hanikat, come vedete in sovraimpressione, e stasera insieme con Alessio Conte andremo ad esplorare questo anniversario che la città di Pordenone, cui l'Oppure dedica sempre particolare attenzione, sta vivendo, anzi non è che si appresta a vivere. Oggi, come Alessio ci racconterà, cade proprio il 100° anniversario dell'inizio delle barricate di Torre. Come l'Oppure abbiamo ritenuto di assoluta importanza fare una diretta, un approfondimento su questo avvenimento accaduto appunto 100 anni fa, perché come giovane associazione, come associazione composta di giovani, crediamo che degli avvenimenti così lontani ormai nella storia debbano essere affrontati da professionisti della materia, della storia, professionisti quali Alessio, che siano in grado dunque, con la giusta freddezza e la serenità di coloro che a tavolino si mettono a studiare i documenti e le testimonianze, per riuscire a capire un po' meglio che cosa sia accaduto. Per noi, appunto, come giovane generazione è assolutamente essenziale domandarci che cosa sia il passato e farcene un'idea chiara, serena e il più possibile obiettiva. Speriamo anzi che questa serata possa essere un'occasione nella quale tutte e tutti possano meglio comprendere questa importante pagina per la storia pordenonese, regionale, italiana e, come diciamo sempre nell'Oppure, anche mondiale. Noi pensiamo che il glocal sia un concetto centrale e credo che Alessio anche questa sera riuscirà a parlare e a dimostrare come le vicende di 100 anni fa di Pordenone poi abbiano avuto una più grossa rilevanza o siano state l'inizio di un più grosso movimento politico che ha avuto poi a che fare con tutta la nostra realtà nazionale, che dunque ha anche così plasmato le vicende dell'Europa e dunque del mondo. Quindi glocal, parlare, agire locale, pensando sempre al globale. Io, prima di lasciare la parola ad Alessio, col quale appunto dialogherò stasera, ma sarà soprattutto lui a parlare perché lui è lo storico, naturalmente invito tutte le spettatrici e tutti gli spettatori a porci domande sotto al profilo Facebook, che noi avremo modo o di rispondere in itinere oppure alla fine della serata. Però voi intanto fatecele arrivare, che poi decideremo noi come gestircele. Ringrazio Diego Lazzaro, che questa sera è in regia con noi su una nuova piattaforma che si chiama StreamYard. Qui ci arrivano anche i commenti direttamente, per cui li potremo mostrare in sovraimpressione, tutto ancora più figo del solito, secondo me. Cercheremo di fare bene. Purtroppo non siamo riusciti ad andare online anche su YouTube, perché appunto la piattaforma nuova, come tutte le cose, ha degli inghippi. Tuttavia, appunto, auguro a tutti e a tutte una buona serata, ricordando che da oggi è possibile anche donare il 5 per 1000 all'Oppure, visto che so che è l'ora di fare le tasse, so che il tempo fugge. In sovraimpressione potete naturalmente vedere anche il nostro codice fiscale per poter donare alla nostra associazione e continuare a permetterci di fare una cultura libera e quanto più oggettiva possibile. Parlando di oggettività, Alessio Conte. Grazie Joshua per questa introduzione completa anche sulle attività dell'Oppure. No, è interessante soprattutto parlare di questi argomenti in occasione degli anniversari, perché possiamo dare, per così dire, una luce storica, obiettiva, per quanto possibile, a questi avvenimenti che ancora oggi, a distanza di 100 anni, fanno molto parlare di sé.
sono eventi, quelli che riguardano le barricate di Torre, che non possono essere compresi, secondo me, senza comprendere la politica di quegli anni, in che situazione si trovava l'Italia in quegli anni, com'era suddivisa l'appartenenza ideologica, com'era la situazione sociale. Quindi anche secondo me è possibile avere un quadro di insieme preliminare prima di scendere nel dettaglio. Direi subito la cosa più importante, che è il punto d'inizio. Quando è che tutto questo inizia? Beh, inizia con la fine di qualcosa, ossia con la fine della Grande Guerra. 4 novembre del 18 abbiamo la resa dell'Austria-Ungheria all'Italia e la conquista praticamente di Trento e Trieste da parte del Regio Esercito. La guerra è finita, ma le sue conseguenze sono ancora da calcolare, devono ancora arrivare. E saranno conseguenze che coinvolgeranno tutta la politica italiana, sia dentro che fuori i confini. Ora, se dobbiamo capire anche questo contesto qua, bisogna pensare che con la fine della Grande Guerra e la conferenza di Versailles, l'Italia non ottiene tutto quello che ha chiesto con il patto di Londra del 1915. È noto, la Dalmazia, ad esempio, non verrà mai annessa all'Italia in virtù delle conquiste belliche, in virtù degli degli eventi bellici. E questo genererà un forte malumore nell'opinione pubblica italiana, un fortissimo malumore, soprattutto perché ci saranno esponenti politici del liberalismo di destra, ma anche e soprattutto i nazionalisti, che punteranno molto su questa questione per fare proselitismo. Denunceranno che il governo e i suoi esponenti non sono mai stati in grado di ottemperare le richieste italiane in sede internazionale. Diranno che sono stati completamente incapaci di portare a casa quello che loro stessi avevano richiesto quasi 3 anni prima, più di 3 anni prima. È diciamo, un aspetto questo controverso della politica di allora, che però se si analizzano le fonti e si va a indagare sugli scritti che sono stati fatti all'epoca e sulle rielaborazioni successive, non rende giustizia all'idea di quello che fu. La politica internazionale dell'Italia in quel periodo fu il più possibile ponderata. Tentarono, nei limiti del possibile, anche della capacità di trattare a livello internazionale del paese, di portare a casa quello che più si poteva portare a casa. Il capolavoro finale sarebbe poi stato il Trattato di Rapallo del 1920, quello che avrebbe fatto sgomberare D'Annunzio da Fiume e che persino i fascisti, tra tutti Mussolini, accettarono come qualcosa di positivo. O meglio, Mussolini accettò come qualcosa di positivo. I fascisti, una parte dei fascisti, un po' meno, anzi, diciamo anche di no. Comunque, dobbiamo tenere conto che le conseguenze della guerra a livello internazionale sono queste. Ora, se questo è quello che riguarda all'esterno, quello che riguarda all'interno cos'è? È ancora peggiore, perché l'Italia si trova in una situazione sociale ed economica molto difficile. Erano stati arruolati nel Regio Esercito tantissimi italiani, tantissimi contadini, tantissimi operai. Ecco, queste persone si trovavano di colpo senza lavoro. Venivano riportate a casa, la guerra finita, tornavano a casa, ma non avevano più il posto di lavoro di prima. Per tantissime ragioni. La crisi economica che stava sconvolgendo l'Europa aveva avuto delle conseguenze molto gravi sulla produzione industriale, sui commerci, persino anche nell'agricoltura. Quindi questa gente che tornava a casa si trovava in una situazione che, per quanto riguarda quelli più colti, si trattava di dire: ma come? Per cosa ho combattuto? Alla fine la politica non mi porta a casa quello per cui ho combattuto, cioè l'annessione all'Italia di tutte le terre, e addirittura si dimostra debole a trattare a Versailles. Quindi cosa sta succedendo? Ma dall'altra c'è anche chi invece, un po' meno colto, un po' meno scolarizzato,
e che era abituato a lavorare nei campi e a lavorare nelle industrie, vede questa sua mancanza di, per così dire, reinserimento come un'ingiustizia sociale. Giustamente anche, perché non è possibile, io ho dato la mia vita, ho dato addirittura il mio lavoro e adesso l'Italia non riesce più a reinserirmi e ridarmi quello che avevo in precedenza. E così si genera il malcontento. Comincia a generarsi questo malcontento. Ora, chi è che comincia a farsene portavoce di questo malcontento? Un po' tutti quelli che tentano di portare dalla propria parte il popolo per cercare di modificare la situazione a livello politico. Se guardiamo il punto di vista lavorativo, imprescindibile il riferimento ai socialisti. E non a caso tra il 1919 e il 1920 si parla di biennio rosso. Il famoso biennio rosso, quindi tutto il periodo in cui ci sono le grandi manifestazioni, grandi scioperi da parte degli operai delle industrie. Abbiamo addirittura delle manifestazioni in campagna con i contadini, che anche loro sono insoddisfatti della gestione della terra da parte dei proprietari e dei contratti che si trovano a dover affrontare con queste persone, che sono molto spesso onerosi e poco remunerativi. E ricordiamoci che in questo periodo dar da mangiare a una famiglia è qualcosa di veramente difficile, per una serie di ragioni legate all'ambiente, legate alla condizione sociale della stessa famiglia o dell'individuo. Ora, diciamo che in questa situazione comincia a muoversi soprattutto l'idea di fare la cosiddetta rivoluzione come in Russia. È un'idea questa che divide i socialisti. Il Partito Socialista al suo interno è diviso tra i massimalisti, che vogliono letteralmente fare come in Russia, e i riformisti, che invece vogliono sostanzialmente seguire l'iter parlamentare, ottenere quello che i lavoratori si aspettano non attraverso la rivoluzione, ma attraverso le riforme, attraverso il parlamentarismo, attraverso la consultazione democratica. Succede però intanto che i massimalisti gradatamente prendono consenso, prendono ad avere presa sull'opinione pubblica e sugli operai in particolare. Tant'è vero che a un certo punto, nella primavera-estate del 1919, formano un'alleanza inedita con gli anarchici. Nel giugno del 19 addirittura pensano di fare uno sciopero generale che nell'ottica dovrebbe sfociare poi nella rivoluzione. Ora, questo sciopero generale non avrà risvolti violenti alla fine, perché lo stesso Partito Socialista si adopererà per essere il più pacifico possibile. Infatti lo sciopero venne gestito nella maniera più pacifica in assoluto. E appunto che il governo Nitti, che era stato eletto, nominato nel 1919, nel giugno del 19, quindi si parla di un mese prima allo sciopero, decide di sostanzialmente colpire solo gli anarchici. Non mette in condizioni difficili i socialisti. Perché? Perché sa che i socialisti possono essere una miccia molto potente per fare detonare ed esplodere la bomba Italia. Nitti sa benissimo che non ha l'esercito dalla sua parte. O meglio, una buona parte dell'esercito non condivide gli assunti della politica italiana. Non condivide quello che sostanzialmente l'Italia sta cercando di ottenere a Versailles. E non è un caso che a settembre del 19 D'Annunzio prenda armi e bagagli e da Ronchi vada a Fiume. Perché la politica non sta funzionando e D'Annunzio ha un grande sostegno negli ambienti nazionalisti, negli ambienti dell'esercito. E non a caso rimarrà a Fiume per un anno e più. Quindi Nitti sostanzialmente non colpevolizza i socialisti. I socialisti però, da questo sciopero del luglio del 19, rimangono delusi di loro stessi. E in particolare i massimalisti diventano egemoni all'interno del partito. Tant'è vero che con l'ottobre del 19 abbiamo un congresso socialista in cui vengono messe ai voti 3 mozioni e di queste passa quella più radicale, ossia quella che bisogna fare la rivoluzione. Ora, fare la rivoluzione in Italia non è mai stato
molto semplice, infatti nessuno riuscirà mai a fare una rivoluzione come la intendiamo noi, nel senso di rivoluzione sovietica o anche rivoluzione francese. Però intanto è da sottolineare che nei propositi del Partito Socialista adesso c'è la volontà di fare come in Russia. E non è un caso che questo consenso venga, diciamo, concretizzato nelle successive elezioni generali, che avvengono nel novembre del 19. Sono elezioni molto importanti queste, perché sanciscono le definitive proporzioni, se vogliamo, di questi anni per quanto riguarda il consenso. In queste elezioni i socialisti vincono, hanno un grande consenso e sono seguiti non dai liberali, ma dai popolari, dai cosiddetti democristiani, di quelli che poi diventeranno i democristiani, quindi il partito cattolico. E al terzo posto abbiamo poi i liberali. Per i fascisti non è ancora il caso di parlarne, loro arriveranno successivamente, non sono ancora nelle condizioni di fare la differenza, anzi sono un piccolo movimento agitatore, ma ci arriveremo con calma. Quindi abbiamo questa situazione che si protrae nell'inverno, nella primavera del 1920. Ora, nella primavera del 1920 cominciano gli scioperi, si verificano sempre più manifestazioni da parte degli operai che occupano le fabbriche, talvolta anche in maniera violenta, ma non è una regola generale. Gli scioperi avvengono, semplicemente avvengono. E se ne contano più di 2000 tra la primavera e l'autunno del 1920. E a partecipare sono 2.300.000 operai e lavoratori. Quindi non è un qualcosa da tenere sotto gamba. Tant'è vero che nel giugno del 1920 è lo stesso governo Nitti che cade a causa di uno di questi scioperi, che erano dovuti principalmente per, in questo caso, lo sciopero che costrinse le dimissioni del governo Nitti era derivato dall'aumento del prezzo del pane. Quindi si può capire che in questo periodo l'Italia è in una situazione veramente, ma veramente difficile sotto questo profilo. Però arriviamo anche nell'estate, e nell'estate del 1920 avviene, diciamo, l'apice del cosiddetto biennio rosso, con uno sciopero generale come non si era mai visto in Italia, in cui gli operai occupano le principali fabbriche e industrie e tengono sotto scacco la produzione industriale italiana per un mese e mezzo, agosto-settembre 1920. A Nitti era successo Giolitti, il famoso Giolitti, quello dell'epoca giolittiana, l'uomo che plasmò la prima parte del Novecento italiano con le sue riforme e che fu odiato da tutti, fu odiato dai nazionalisti, fu odiato dai socialisti, fu odiato anche da una parte dei liberali, perché intendeva fare il possibile per tenere, diciamo, il timone in mezzo alla tempesta. Ci sono molte affermazioni dell'epoca che ricorderebbero quasi il nostro dibattito attuale su come si poteva considerare Giolitti. Però Giolitti rappresenta anche un politico famoso, un politico di buona conoscenza per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato italiano. E quindi cosa fa Giolitti dinanzi a questo sciopero generale? Semplicemente sta a guardare. Lui pensa, e infatti poi penserà anche di avere ragione su questo fatto, che gli operai non sono in grado di gestire le fabbriche e che tosto o tardi dovranno per forza venire a patti per cercare di risolvere la questione dei loro diritti e delle loro richieste. Sta di fatto infatti che gli operai, occupando le fabbriche, tentano di mantenersi anche con queste, lavorando al loro interno, producendo per se stessi, producendo per la famiglia, per gli amici, come era nella logica anche del Partito Socialista dell'epoca, dei socialisti dell'epoca. Però è una produzione che non riesce a soddisfare i loro bisogni e alla lunga anch'essi si trovano costretti a venire a patti. E Giolitti, che ha lasciato completamente fare, ha lasciato letteralmente fare come volevano i socialisti, si pone in mediazione. Si trova in una posizione di mediazione tra i socialisti stessi, quindi tra i sindacati che occupavano le fabbriche, e i proprietari di queste fabbriche, che sono parecchio scontenti dell'operato del governo. Perché appunto Giolitti non si è messo
non si è messo dalla loro parte, non ha avuto modo di esporre una sua posizione in merito. E quindi la situazione comincia a mutare verso la fine del 1920. A livello politico, la risoluzione dello show per la mediazione di Giolitti sono una nuova sconfitta e questa situazione getterà poi le basi per quello che sarebbe stato il congresso di Livorno, il famoso congresso di Livorno che si è ricordato anche quest'anno con la nascita del Partito Comunista, per cui i massimalisti a un certo punto decidono di andare da soli, di mollare il Partito Socialista, di mollare la fazione moderata, la fazione riformista di Turati e di organizzarsi come Partito Comunista. Ora, diciamo, i socialisti non erano particolarmente apprezzati dalla polizia e dall'esercito, assolutamente no, anzi, ma non per ragioni tanto di internazionalizzazione o discorsi relativi all'ideologia, quanto più perché i socialisti, nei confronti dei reduci, avevano criticato l'interventismo, non si erano esposti nei confronti della guerra. Non avevano, anzi, avevano criticato fortemente la Grande Guerra, l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, perché era giudicata essere una guerra borghese. Ora, e questo è un fenomeno interessante perché in tutta Europa i partiti socialisti, in particolare i socialisti francesi, volevano l'ingresso in guerra della Francia. Quindi ci troviamo in una posizione per cui i socialisti in Italia sono effettivamente molto più inclini a supportare l'idea dei soviet della Russia che non quella tradizionale del socialismo europeo. È una questione particolare perché appunto da queste considerazioni a scendere, cioè lo stesso concetto dei patria per i socialisti dell'epoca era considerato un inganno borghese, letteralmente un inganno borghese. Naturalmente si ispiravano alle parole di Marx, e come dargli torto del resto quando ci si rifà all'ideologia, a un'ideologia per motivare il proprio agire politico. E questo naturalmente portò molta acqua al mulino dei nazionalisti e dei liberali di destra, quelli che si schieravano per l'idea di patria e che a suo tempo si erano schierati per l'interventismo. Facciamo un esempio anche per quanto riguarda i liberali circa l'interventismo dell'Italia. Giolitti, ad esempio, non era interventista. Lui voleva restare neutrale. Da buon politico, diciamo che conosceva nel profondo la situazione del suo paese. Comunque abbiamo lo stesso una situazione, come si è potuto vedere, che continua a essere esplosiva fino alla fine del 1920. E in tutto questo contesto, i fascisti dove stanno? I fascisti dove stanno? I fascisti nascono ufficialmente il 23 marzo del 19, quando Mussolini fonda i fasci a Milano. Ora, anche Mussolini veniva fuori da un'esperienza socialista. Lui era stato, prima della Grande Guerra, uno dei più rinomati socialisti, degli intransigenti, dei massimalisti, che si ispirava al sindacalismo rivoluzionario. Però era stato espulso dal Partito Socialista quando aveva cambiato opinione circa l'ingresso in guerra dell'Italia. A quel punto lì aveva fondato il suo giornale, Il Popolo d'Italia, e aveva cominciato ad avviare la sua personale campagna politica nei confronti della guerra per fare una rivoluzione che non era completamente socialista, ma che non era nemmeno ancora fascista. È curioso quindi che successivamente, immediatamente, quasi 4 mesi dopo la fine della Grande Guerra, Mussolini fondi i fasci, perché nella situazione esplosiva in cui versa l'Italia c'è forse l'opportunità anche per lui di fare la rivoluzione. Quindi si mette, diciamo, in proprio. Ora, dal 1919 fino a tutto il 1920, i fascisti non contano niente nella politica italiana. Nelle elezioni del novembre del 19, che dicevo poco fa, nessun deputato deputato fascista viene eletto. Non contano ancora niente, sono un gruppo di agitatori violenti. Ed è forse anche il caso di capire cosa sia questo fascismo qua. Perché il fascismo non fu sin da subito l'immagine, non fu sin da subito il fascismo che poi troviamo nel 1940, nel 1945, benché nel 1945 poi tenti di richiamarsi, di rifarsi all'esperienza
originaria. Per capire il fascismo bisogna capire i lineamenti ideologici di questa corrente, di questo pensiero. Cos'è il fascismo? Qual è la definizione di fascismo? Il fascismo è anzitutto un movimento antisistema, antidemocratico, antipartitico, antisocialista, anticattolico, fortemente reazionario e soprattutto tendente a imporre con la violenza la sua idea politica. È un'idea questa che tenta di scardinare nel profondo e che vuole scardinare nel profondo il sistema d'Italia liberale. E questo è il fascismo del 1919, quindi un fascismo che non è ancora assunto a livello di protettore della patria. Il Mussolini impettito che si vede nei documentari solitamente ancora lungi da avvenire. È un Mussolini ancora agitatore politico, un Mussolini giornalista, un Mussolini che si veste ancora in giacca e cravatta per rapportarsi con le persone. Però è un Mussolini anche rivoluzionario, è un fascismo questo che tende a questo tipo di rivoluzione. Nel 19, come detto, non ottiene grande successo ed era forse anche una delusione da parte di D'Annunzio, che a Fiume sperava che Mussolini potesse in qualche modo fare la differenza alle elezioni del novembre del 19, ma non ci riesce. E Mussolini, che pure è una persona molto furba, nonché spregiudicata, riesce a leggere la situazione e a inserirsi tra le pieghe di questa società, tra le pieghe di questi eventi, di questa situazione. E quindi conseguentemente striscia da una parte all'altra, si barcamena, diciamo, da una parte all'altra per fare i suoi interessi. Ora, arriviamo nel maggio del 1920. Cosa succede nel maggio del 1920? I fascisti non contano ancora granché, però odorano la situazione. Siamo nel periodo dei primi scioperi, degli primi scioperi socialisti, quei famosi 2000 che dicevo, che si verificano tra la primavera, l'estate e l'autunno del 1920. Mussolini odora la situazione e, capendo che col programma diciannovista, ossia quello che aveva portato fino a quel momento il fascismo a essere, tra virgolette, noto all'opinione pubblica, non si va da nessuna parte. E quindi abbandona questo programma e si mette al servizio di chi? Di chi può dargli soldi, di chi in questo caso ha necessità dell'intervento delle sue truppe, delle sue milizie, delle sue camicie nere. E chi sono questi? Gli industriali scontenti delle politiche del governo liberale di Giovanni Giolitti. Ed è a partire dalla fine del 1920 che Mussolini comincia ad accumulare sempre più consenso nei suoi confronti. Ossia, questi imprenditori, queste classi sociali altoborghesi, si affidano a lui per tentare di riportare nei mesi successivi l'ordine e lo sciopero. Però Mussolini non è uno strumento di questa gente qua. Non è uno strumento degli imprenditori. Gli imprenditori pensano che sia uno strumento. Giolitti stesso non lo prende seriamente e pensa di riportarlo nei ranghi, come successivamente tenterà di fare, ma non ci riuscirà, all'interno dell'alveo del discorso della democrazia dell'Italia liberale. Mussolini non è uno strumento, non si fa utilizzare. Vuole ancora fare la sua rivoluzione, la vuole imporre con la violenza, non importa quale sia il costo da pagare. E quindi arriviamo anche al 1921. Il 1921 è l'anno del congresso di Livorno, come ho detto, ma è anche l'anno che porterà al cosiddetto patto di pacificazione, su cui arriveremo più tardi, e su cui Mussolini poi alla fine convertirà il movimento dei fasci in partito. Nel novembre del 21, infatti, i fasci di combattimento diventeranno Partito Nazionale Fascista. Vale a questo punto la pena soffermarsi sugli eventi di Pordenone che riguardano il pordenonese. Cosa succede in queste zone qua? Torniamo allora agli inizi del nostro racconto. Siamo successivamente alla fine della Grande Guerra, abbiamo una situazione molto più difficile nel Pordenonese come nel Friuli e come nel Veneto orientale, perché da noi sono passate le truppe austriache, hanno fatto danni giganteschi alle industrie e ai cotonifici. E qui la ricostruzione ha sì dei problemi molto più pressanti per essere, diciamo, riportata ai livelli dell'anteguerra. E si verificano anche a Pordenone e anche nel Friuli degli scioperi nell'estate del 19 in linea col famoso sciopero generale che si era risolto pacificamente.
Però è una situazione che tutto sommato resta tranquilla. Abbiamo però una grande preponderanza dei socialisti a Pordenone, appunto perché Pordenone è il centro industriale del Friuli. Tanti operai lavorano nei cotonifici e determinano alle elezioni anche le politiche del comune. Il comune democraticamente eletto col suffragio universale maschile è di fede socialista in questi anni. Arriviamo, diciamo, all'inizio di questa storia delle barricate e secondo me si può partire dall'agosto del 1920, quando non si è ancora avuta la ripresa dei cotonifici. Perché? Perché non ci sono ancora state le liquidazioni del governo che possano incentivare la riconquista e conseguentemente i proprietari chiudono il bilancio in pesante negativo. Anche qui da noi c'è quindi una crisi spaventosa, per cui gli operai anelano il fatto di fare la rivoluzione, anelano di ottenere più diritti, di ottenere più giustizia. Però la situazione è questa ed è difficile venirne a capo. Nel novembre, il 1° novembre del 1920, però, anche a Pordenone compaiono i fascisti. Infatti Leone Pugliatti fonda il fascio pordenonese proprio in questo mese, all'inizio di questo mese, molto in ritardo rispetto alle altre grandi città, gli altri poli industriali. Ma questo appunto perché la situazione di Pordenone è fortemente connotata dai socialisti. Quindi il fascio non ha ragione di esistere ed è quindi estremamente minoritario. Però c'è un problema. Pordenone è in mezzo ad altri poli in cui il fascismo è ben più presente e sta cominciando a organizzarsi, si è cominciato a organizzare in maniera più decisa. Per il Friuli e il Venezia Giulia in genere si parla di fascismo orientale. Ora, cos'è il fascismo orientale, o meglio, fascismo di confine? È un fascismo molto più radicale che non il fascismo di Mussolini di quest'epoca, perché è un fascismo che si scontra direttamente con la questione del confine orientale, quindi con le popolazioni del confine orientale, che sono gli slavi. Assume subito su di sé una forte connotazione razzista, nazionalista e razzista nei confronti di queste popolazioni e ne determina l'agire politico in questo senso. Francesco Giunta, che è il capo del fascio di Trieste, è uno dei RAS, dei comandanti fascisti più potenti nell'epoca in cui il fascismo non è ancora consolidato come partito. E lo stesso fascismo, tra l'altro, è suddiviso attraverso questi RAS che si spartiscono il potere nelle singole città. Mussolini non è ancora il centro unificatore del fascismo, è solo quello che lo ha avviato. I RAS sono coloro che detengono il potere, diciamo, di coercizione e di manovra delle milizie. Questi RAS, per carità, si rifanno a Mussolini. Mussolini non è senza responsabilità, tutt'altro. Mussolini incentiva l'autonomia di questi RAS a un certo punto per tentare di considerare la piazza sua. Quindi anche questo aspetto, secondo me, è interessante da notare e da tenere in considerazione, perché non tutto quello che si può pensare di quegli anni può essere visto con una sola luce piuttosto che con un'altra, perché, come abbiamo appena tentato di dimostrare, è una situazione molto complicata e molto piena di sfaccettature. Ora, non ci sono particolari manifestazioni dei fascisti a Pordenone tra la fine del 1920 e gli inizi del 21. Però i fascisti orientali, i fascisti di confine, sono molto tarati sull'idea dell'antisocialismo. Lo reputano in assoluto il male peggiore che ci possa essere. Quindi, a prescindere che una persona si definisca socialista, se si definisce socialista e dimostra di essere socialista, quella persona va severamente punita. Non importa le sue ragioni, è socialista, va bastonata e va purgata. Non c'è una via di mezzo a riguardo. Ed è questo che appunto succede l'8 maggio del 1921. La nostra storia quindi delle barricate inizia 2 giorni prima del centenario che oggi ricordiamo, allorché un manipolo di fascisti giunge a Borgomeduna per svolgere un comizio provocatorio. In questo comizio provocatorio un anziano signore fischia contro i fascisti e i fascisti lo pestano, lo bastonano, lo purgano letteralmente. Però non hanno fatto i conti con la composizione sociale di Borgomeduna, che è una composizione sociale socialista, fatta di operai, perché abbiamo vicino il cotonificio Amman, che quindi reagiscono violentemente
e costringono i fascisti alla fuga. Ora, abbiamo già un primo esempio di come agiscono i fascisti in questo periodo. Non hanno una logica da esercito, non hanno una logica di ordine, hanno una logica da banditi quasi. Agiscono perché provocati, agiscono contro chi non è loro a genio, non va loro a genio, agiscono contro chi è socialista, agiscono contro chi li contesta e agiscono in maniera violenta. Da questo evento i fascisti che scappano da Borgomeduna giurano vendetta. E succede che il 10 maggio del 1921 giungono voci che i fascisti si stanno organizzando. Nel mentre, nella mattina del 10 maggio, alcuni fascisti vanno in centro a Pordenone e cominciano a molestare un negoziante di chiara fede socialista. Cominciano a molestarlo perché ritenevano che nel giorno precedente uno di loro avesse perso un oggetto importante, un oggetto di riconoscimento, adesso non mi ricordo se era un distintivo del fascio o cosa, che era stato raccolto e portato in questo negozio. Il negoziante naturalmente resiste il più possibile, però è una minaccia, i fascisti lo minacciano. Al che però, a seguito della diffusione di questa notizia, avviene una manifestazione operaia a Pordenone, in protesta contro questo sopruso e in protesta contro il fatto che le autorità non hanno fatto niente per impedire questa cosa qua. E questo sciopero praticamente si muove dal centro e va verso il cotonificio Amman di Borgomeduna. Mentre questo corteo si indirizza verso il cotonificio, davanti al cotonificio, per puro caso, giunge un camion di fascisti. Un camion di fascisti che cominciano, diciamo, a sparare a destra e manca. In questo tafferuglio, in questo momento di caos, uno di questi fascisti muore colpito da un proiettile da una pallottola vagante. Immediatamente c'è la reazione, gli operai reagiscono a questa cosa qua, a questi spari, ma il colpo non proviene da loro. Il colpo, come verrà dimostrato anche più tardi dalla stessa stampa dell'epoca, partì per puro caso e fu un incidente, partì da uno dei fucili che avevano in mano i suoi commilitoni. Quindi questo fascista che muore viene colpito da un proiettile vagante sparato dai suoi. Questi fascisti a un certo punto prendono e scappano, corrono a Sacile, spaventati per la manifestazione, perché sono in netta minoranza, scappano. Però colgono l'occasione per dire che sono stati gli operai a sparare al loro compagno, al loro camerata, quando questo non era assolutamente vero. I fascisti quindi scappano ancora e si danno appuntamento, cominciano a darsi appuntamento a Sacile e a organizzare la controffensiva nei confronti della Pordenone socialista. Pordenone andava punita per essere socialista. Dovevano tutti, non dico rimangiarsi, ma dovevano comunque sottostare tutti quanti alla volontà dei fascisti a riguardo. Quindi si comincia a organizzare questa spedizione di pulizia a Pordenone. Nel pomeriggio ci sono frequenti manifestazioni operaie e socialiste in centro. Il sindaco, che all'epoca era un sindaco anch'esso socialista, cerca di mediare la situazione e chiede l'intervento delle autorità. Pordenone viene quindi chiusa dall'esercito. Tra il 10 e l'11 maggio viene completamente chiusa dall'esercito per evitare che i fascisti possano entrare. Infatti i fascisti non entrano. Però all'interno di questo contesto c'è qualcuno che non si fida completamente delle autorità. E questo qualcuno è Pietro Sartor, che è un insegnante. Ora, Sartor fa parte dell'ala massimalista dei socialisti di Pordenone e ha un nutrito supporto da questo punto di vista proprio a Torre. Quindi Sartor, diciamo, non si fida del sindaco. E quindi cosa fa? Comincia a organizzarsi e a partire dal tardo pomeriggio sera del 10 maggio 1921 si organizza e comincia ad accumulare armi, comincia ad accumulare materiale per fare finalmente le barricate, per impedire ai fascisti di arrivare a Torre. Ora, il giorno dopo, l'11 maggio, viene tolto il presidio dell'esercito, tranne che a Torre. A quel punto l'esercito se ne va, ma i fascisti arrivano, se ne approfittano e fanno il disastro in centro a Pordenone.
nei confronti di chi anche solo ha avuto un'opinione positiva nei confronti dei socialisti. E c'è un caso che mi ha particolarmente colpito di questa vicenda, di questo momento, ossia quando i fascisti vanno a casa di Enea Ellero. Enea Ellero dei Mille, il famoso garibaldino che aveva partecipato alla spedizione dei Mille nel Risorgimento, durante il Risorgimento. E questo Enea Ellero, che è una persona anziana, vede praticamente uno dei suoi figli bastonato e purgato perché aveva il fratello, quindi il suo figlio maggiore, Giuseppe Enea, che era un socialista e che più tardi sarebbe stato eletto nel Parlamento tra le file dei socialisti. I fascisti, non trovando il fratello maggiore, pestarono e purgarono il fratello minore dinanzi agli occhi del padre. E lo stesso padre Enea sarebbe stato poi in altre occasioni oggetto di percosse da parte dei fascisti. E questo secondo me è molto interessante perché ci fa ragionare sulla questione del senso di patria, del senso di nazione, di nazionalismo che avevano i fascisti. Persino un eroe garibaldino, uno che poteva ben diritto vantare di essere patriota per definizione, veniva bastonato e purgato, veniva percosso, lui e la sua famiglia, da queste persone che volevano imporre la loro visione del mondo con la violenza. Questo secondo me è molto importante da tenere in considerazione. Comunque torniamo a noi. Pordenone quindi viene praticamente presa d'assalto dai fascisti, che però si tengono ancora lontani da Torre. Non ne approfittano della situazione per marciare su Torre, perché sanno che lì c'è l'organizzazione delle barricate. Le autorità non intervengono quando i fascisti prendono Pordenone. Logicamente non intervengono. Arriviamo quindi al 12 maggio. Il 12 maggio una piccola pattuglia di fascisti tenta di prendere le barricate di Torre, ma viene duramente respinta, perché gli operai hanno piazzato delle mitraglie e li fanno correre via, letteralmente. Succede che poi alla fine arriva l'esercito, le autorità, perché le autorità ritengono che queste barricate siano illegali, non devono starci, non sono autorizzate. E quindi parlamentano con Sartor per cercare di toglierle, di eliminarle. C'è un'importante figura in questo periodo, in questo momento anzi, che tenta di mediare con le autorità, ed è appunto Don Lozer, che nella sua prospettiva di cattolico tenta il più possibile di evitare che si verifichi uno spargimento di sangue. Con questa mediazione, praticamente, le barricate vengono tolte. Sartor ottiene la garanzia delle autorità che i fascisti non entreranno a Torre. Però, come aveva organizzato quelle barricate, non fidandosi della parola del sindaco, perché anche lo stesso sindaco non poteva far altro che cercare di fare affidamento sulle autorità, quindi sulle forze militari, lo stesso il fatto di non fidarsi alla fine gli porta ad aver ragione, perché una volta che l'esercito ha tolto le barricate e se n'è andato, arrivano i fascisti. E quindi nella sera, pomeriggio sera del 12 maggio 1921, questi fascisti mettono a sacco letteralmente Torre. Entrano dentro le case, picchiano gli operai che si trovano dentro, picchiano e purgano, distruggono, fanno insomma il disastro. Fanno il disastro. E in tutta questa vicenda poi alla fine chi paga? Pagherà appunto Sartor, che verrà addirittura che gli verrà tolta la possibilità di insegnare, come ho detto lui era un insegnante, gli verrà tolta la possibilità di insegnare e verrà addirittura imprigionato, e verrà imprigionato assieme ad altre persone che avevano tentato di resistere ai fascisti. Questi imprigionamenti proseguiranno nei giorni e nelle settimane successive e a partire dal 13 maggio e fino al 16 maggio si verificherà uno sciopero dei cotonifici per richiedere la scarcerazione di queste persone ingiustamente detenute. Queste persone verranno poi rilasciate, molte emigreranno, scapperanno via da questo, dalla Pordenone ormai presa d'assalto dai fascisti. Tra questi, piccola nota personale, Joshua, così lo sai anche tu, c'era anche un mio trisnonno, Ernesto Favro, che all'epoca aveva partecipato proprio a questi eventi e che a seguito delle purghe dei fascisti si trovò costretto a scappare a Milano.
assieme alla mia trisnonna, loro lavoravano al cotonificio di Torre, quindi più di altri, secondo me, nella mia famiglia avrebbero potuto spiegarci quello che hanno vissuto. È estremamente interessante anche appunto questo collegamento in qualche modo personale, familiare, ma d'altronde immagino che molti pordenonesi doc come sei tu, vista la diffusione comunque dell'idea socialista, come hai ben presentato prima, possano dire forse di avere dei collegamenti con le vicende di quegli anni. Questo è veramente estremamente interessante, grazie anche per questa testimonianza personale. Diciamo che è una prospettiva su cui si può indagare la storia. Ognuno di noi ha sicuramente avuto dei familiari che hanno vissuto quei momenti e che possono aver raccontato, magari ai nonni, magari ai bisnonni, quello che hanno vissuto. Quindi è un po' una storia che si tramanda. Comunque, dicevo, tornando anche al discorso dei Pordenone e dei cotonifici, il 15 maggio del 1921 ci sono le elezioni per il Parlamento e queste elezioni portano alla vittoria proprio Giuseppe Ellero, che era il deputato socialista figlio di Enea. I socialisti quindi mantengono il controllo politico perché nonostante tutto a Pordenone le purghe fasciste, le violenze fasciste non hanno ancora sortito effetto. La gente, gli operai, i cittadini, le persone comuni votano convintamente per i socialisti e per i popolari. E quindi, in teoria, dovrebbe concludersi così la vicenda, invece no. E invece no, perché da questo momento in poi le cose andranno sempre peggio per la democrazia e per la libertà. Dicevo prima che si sarebbe verificato il cosiddetto patto di pacificazione. Ora, cos'è questo patto di pacificazione? Il 4 luglio del 1921 viene nominato il nuovo governo, il governo Bonomi, che rimarrà in carica fino al febbraio del 1922. Ora Bonomi cerca di riportare la situazione entro i ranghi, cerca di risolvere il problema che si sta verificando, perché i fascisti, in fin dei conti, avevano avuto mano libera appunto per le mancanze di Giolitti, perché lo stesso Giolitti aveva lasciato fare, come avevo detto all'inizio. E i fascisti, che erano in questo caso una milizia, avevano fatto gli interessi di quegli imprenditori che non si trovavano sufficientemente tutelati dal governo. Però Bonomi tenta di fare questa pacificazione, tenta di portare la calma tra fascisti e socialisti. Mussolini inizialmente accetta questa pacificazione, a lui serve tempo adesso. Occorre tempo perché vuole aspettare di vedere cosa succede. Non riesce a imporla sempre con facilità questo patto di pacificazione a tutti i singoli RAS che gli possono anche sfuggire dal controllo, però intanto la sua linea ufficiale è questa. Nel novembre del 1921, come detto, i fasci diventano partito nazionale fascista. Mussolini unifica il movimento ed è arrivato il momento, diciamo, di fortificarsi in maniera decisa. Lungo tutto il 1922 avvengono tutta una serie di eventi legati alle violenze fasciste, alle intimidazioni, in cui i fascisti cominciano veramente a prendere consenso anche in certi ambiti della popolazione, tra cui ad esempio gli ex dannunziani, i nazionalisti, i legionari che avevano combattuto per Fiume, con il ritiro di D'Annunzio dalla scena pubblica, pensano a Mussolini come l'alternativa valida. Quindi Mussolini ottiene sempre maggior consenso nell'ambito della combattentistica, dei soldati che avevano combattuto nella Grande Guerra, e comincia a fortificarsi veramente dal punto di vista ideologico sotto questo aspetto. Nel febbraio del 1922 cambia ancora governo, arriva il governo Facta. Il governo Facta che sarà praticamente l'ultimo dei governi liberali prima della marcia su Roma e che sarà appunto, che la sua debolezza sarà appunto il momento in cui Mussolini andrà alla conquista del potere, perché a quel punto ormai era inutile continuare a fortificare qualcosa, aveva un minimo consenso, un consenso minimo ce l'aveva, era un interlocutore politico Mussolini, per cui la politica non poteva più fare a meno di considerarlo.
e questo appunto per la sua partecipazione al cosiddetto blocco nazionale, che avvenne nel 1921 e nel 1922. Però Mussolini in quel momento lì comincia a superare questa questione, dice non voglio più essere una minoranza, ora è giunto il momento di prendere il potere. E quindi arriviamo al 27 ottobre del 1922 alla marcia su Roma, in cui naturalmente Mussolini prende il potere, ma è sostenuto al momento da una coalizione formata da liberali e anche da cattolici. Tra il 1922 e il famoso omicidio Matteotti il 24, Mussolini comincia a muovere i primi passi nel discorso della sua visione politica dell'Italia. E sono primi passi molto minacciosi e molto pericolosi, che porteranno poi con l'arrivo del 1925 all'instaurazione vera e propria della dittatura. Mussolini in questo caso, forte dei suoi principi ideologici, fuso sì con l'associazione nazionalista che rappresentava gli interessi del nazionalismo italiano, è ormai un personaggio di riferimento. Non è possibile più fare calcoli senza di lui. E nel 1925, assumendosi la responsabilità dell'omicidio Matteotti, attua una manovra di politica interna che gli consente di mettere al bando tutti i partiti eletti al Parlamento, socialisti, liberali, cattolici, e di instaurare la sua dittatura. Il resto lo sappiamo, è la storia del fascismo. Tra il 1925 e il 1927-28 abbiamo le leggi fascistissime, il fascismo dilaga in tutta Italia, non trova più opposizione, anzi l'opposizione la mette direttamente al confino, le violenze continuano sotto una certa misura, sebbene Mussolini stesso tenti a un certo punto, una volta aver unificato il movimento, di ridurre queste violenze ancora all'epoca della marcia su Roma, per tentare di dare al fascismo una parvenza di legalità. Però la violenza resta un connotato del fascismo e resterà sempre un connotato del fascismo fino alla fine. Il fattore antidemocratico, il fattore del patriottismo, che poi, se ci si ricorda della questione di Enea Ellero, è un patriottismo opportunista, è un patriottismo nazionalista, di quelli sfruttati per ottenere il consenso. E quindi cosa succede? Il fascismo ormai ha preso il potere e non lo fermerà più nessuno fin tanto che gli alleati non sbarcheranno in Sicilia nell'estate del 1943. Fino a quel momento Mussolini avrà la possibilità di edificare il suo progetto fascista. Negli anni 30 muterà addirittura la sua visione del mondo e penserà all'Italia come una potenza per fare conquista, una potenza, il rinnovato impero romano. La dimostrazione sarà la conquista dell'Etiopia, una conquista per così dire molto discussa e a buon diritto molto discussa, perché vennero usati i gas, si venne commesso un crimine di guerra letteralmente in quel momento lì da parte degli italiani contro questo paese. Questa conquista avrebbe dato il via a una propaganda martellante sui conseguimenti del regime lungo tutto il periodo di governo. Una propaganda che poi avrebbe costretto Mussolini a porsi amichevolmente nei confronti di Hitler, quindi è lui stesso, ed è qui anche l'indice del suo opportunismo e della sua spregiudicatezza, che considerando le singole occasioni lui tenta di muoversi per ottenere il massimo per la sua politica. Quindi il fatto stesso di conquistare l'Etiopia lo isola dalle potenze come la Gran Bretagna e la Francia e lo avvicina a Hitler, perché l'Italia da sola non può stare. Quindi tutti questi indicatori testimoniano un po' la figura di questo personaggio che ha determinato la nostra storia. Naturalmente sappiamo tutti che fine ha fatto, perché le scelte di Mussolini non furono scelte che potevano essere evitate, erano scelte dettate esclusivamente solo e soltanto dalla sua politica. Le leggi razziali del 1938 furono una sua politica, non una politica derivata dal fatto di allinearsi con la Germania, furono proprio una sua politica che derivava addirittura dalla conquista dell'Etiopia. La stessa entrata in guerra era inevitabile nel momento in cui Mussolini stesso propagandava la grandezza militare dell'Italia a destra e a manca,
e quindi era necessario che Mussolini in qualche modo desse concretezza a questo fattore, ma noi sappiamo tutti che questa concretezza mai ci fu. Comunque, senza divagare troppo e andare troppo lontano, ritornando anche alla questione delle barricate di Torre, da questo momento in poi, dal 1921-22, Pordenone, la provincia di Pordenone, manifesterà più volte il dissenso nei confronti del fascismo, fino anche agli anni 30 con alcuni scioperi. Se ne ricorda, c'è memoria di questi eventi, che però tuttavia ricavano la loro prima origine dalle barricate, dalla prima esperienza di resistenza di un corpo sociale, di un corpo lavorativo nei confronti di una milizia che voleva imporre in senso antidemocratico la sua visione del mondo. Ecco, direi che penso che questo, Joshua, sia più o meno tutto. Tu che dici? Ho dimenticato di dire qualcosa? Come sempre, Alessio, io sono estasiato e credo che anche i nostri spettatori e le nostre spettatrici abbiano potuto godere della chiarezza del pensiero di questa sera. E giusto una riflessione, naturalmente invitando chi ci sta guardando, nel caso in cui ci fossero, a fare domande che naturalmente, cui naturalmente Alessio cercherà di semmai rispondere, o insomma tenteremo di rispondere eventualmente insieme, visto che comunque non sono completamente digiuno di storia. Secondo me la cosa più interessante è, direi che la tua disamina l'ha sottolineata bene, sia come questi eventi appunto vadano contestualizzati all'interno di un quadro più ampio, di un quadro che, come giustamente hai detto tu, è erede della Prima Guerra Mondiale, di un quadro sociale ed economico estremamente complesso, estremamente variegato, all'interno del quale, e oserei dire forse a causa del quale, diverse ideologie, chiamiamole antiliberali, nel senso contro quella che era lo Stato liberale che aveva governato fino in quel momento dall'unità con una certa continuità. Queste opposte ideologie si parano, no, su questo stato di cose, questo stato di cose estremamente complicato, di grande sofferenza appunto dei reduci e delle loro famiglie. Non a caso altrove in Europa, e giustamente tu hai richiamato la vicenda per esempio della rivoluzione in Russia, una di queste ideologie antiliberali aveva fatto una rivoluzione, portando alla fine di uno Stato sicuramente molto diverso da quello italiano in quanto a diciamo istituzionalizzazione delle istituzioni liberali all'interno del paese, quindi anche una certa democraticità che in Italia comunque c'era, per quanto il suffragio fosse limitato, però le istituzioni dello Stato liberal democratico, per quanto possiamo parlarne per la prima parte del Novecento, in Italia naturalmente esistevano all'interno del quadro della monarchia costituzionale. Per cui è veramente interessante, secondo me, questo quadro, un quadro estremamente complesso, un quadro dove giustamente tu hai anche sottolineato le differenze e le difficoltà che c'erano anche all'interno del movimento socialista, che non a caso, esattamente 100 anni fa, si divise nel famoso congresso di Livorno e si divise proprio lungo le linee di coloro che comunque credevano in un progressismo ancorché socialista, se non marxista, e che dunque comunque continuavano a inserirsi all'interno dell'alveo dello Stato liberal democratico, pur proponendo una visione socialista come dottrina socio-economica, e invece quelli che giustamente tu hai chiamato massimalisti, che vengono chiamati solitamente massimalisti, che poi diventeranno i comunisti, cioè coloro che similmente poi anche, per esempio, il movimento fascista avevano nell'agire una
rivoluzione comunque socio-economica, anche attraverso i mezzi della violenza, convinti di portare avanti le proprie idee all'esterno dell'alveo della democrazia liberale e delle sue istituzioni. È un quadro secondo me davvero interessante, in cui tutto ciò naturalmente va inserito. Era un'epoca, e secondo me tu l'hai dimostrato molto bene, in cui diverse fazioni politiche ritenevano la violenza un legittimo strumento dell'agire politico, e sicuramente la vicenda delle barricate di Torre ha dimostrato e dimostra come a violenza si contrappone violenza, e come il problema, e questo a me colpisce soprattutto, il problema di istituzioni deboli. Tu giustamente hai sottolineato più volte la mancanza di fiducia che anche i socialisti, che comunque si ritrovavano un sindaco a capo della nostra città, avevano verso le istituzioni che hanno tardato, che sono state incapaci in realtà di agire allo scopo di mantenere l'ordine pubblico. Ecco, secondo me questa è una lezione che noi dobbiamo portare a casa, forse anche per l'attualità. Noi abbiamo, naturalmente le cose per fortuna sono molto diverse al giorno d'oggi, però io credo sia estremamente importante tenere presente che cosa succede quando vi è polarizzazione politica così forte da portare a questo tipo di conseguenze, quando vi è debolezza istituzionale e soprattutto quando le idee politiche diventano massimaliste, quando rischiano di diventare portatrici di concetti che vedono nella distruzione dell'altro, e lo hai raccontato molto bene rispetto alle azioni delle squadracce di cui hai parlato, quando appunto l'idea della distruzione totale dell'altro, della punizione dell'altro, diventa azione politica quotidiana. Ecco. Io non so se poi nel frattempo siano arrivate anche delle domande, pare di no, quindi o li hai spaventati o sei stato estremamente chiaro. E noi comunque abbiamo raggiunto anche la nostra ora di intervento. Non so se vuoi fare un cappello finale. Una piccola considerazione la potrei fare anch'io. Diciamo, dalla prospettiva storica, gli eventi devono essere narrati nella più obiettiva serenità possibile. Il compito dello storico è indagare il passato, è compito dello storico portare questa visione all'interno della società e fare in modo che il ricordo di questi eventi possa essere mantenuto successivamente. Sono eventi che, come abbiamo detto questa sera, devono essere per forza di cose contestualizzate in un periodo, in un momento che non è minimamente paragonabile ai giorni nostri. Il fascismo nasce in un contesto di fame, di povertà. Il socialismo è una risposta a questa fame, a questa povertà. Il fascismo è una controrisposta che comunque ottiene anche un consenso, va detto, però è una controrisposta, ha una sua visione. Quindi bisogna sempre tenere a mente i contesti in cui questi soggetti operano per cercare di comprendere meglio il significato degli eventi che furono. E assolutamente non è possibile tentare di recuperare il contesto dell'epoca o riabilitare quello che fu, perché anche guardandola con gli occhi di oggi è veramente difficile, con tutta onestà e coscienza, trovare una giustificazione se si guarda solo l'epoca attuale. Quindi l'importanza di conoscere la storia, secondo me, è questa. Poi ognuno è libero di fare le sue idee, ma la conoscenza deve essere obiettiva e sempre ponderata sulle fonti, che non devono essere ignorate, che non devono essere censurate e che devono essere lette con la massima serenità e obiettività possibile.
Grazie Alessio, come sempre, grazie alla tua appunto obiettività, grazie alla tua sincera passione per per una storia fatta bene e libera da come dire, sovraletture, e riesci appunto a farci vedere come le vicende di 100 anni fa, perché di questo stiamo parlando, siano lontane da noi, ma appunto sufficientemente vicine da poter essere indagate, ma come hai appena detto, sufficientemente lontane da poter vivere appunto nei documenti e nei libri di storia. Io ringrazio tutti e tutte a nome dell'Oppure per aver guardato questa serata in diretta o in differita. Nei prossimi giorni verrà messa anche su YouTube. Ringrazio nuovamente anche la nostra regia, dietro di noi c'è Diego Lazzaro, anche se voi non lo vedete, grazie Diego. Ricordo nuovamente che è possibile donare il 5 per 1000 all'Oppure, avete il nostro codice fiscale in sovraimpressione, lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook. Inoltre è possibile seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, YouTube, sul nostro sito www.loppure.it. Potete anche iscrivervi al nostro canale Telegram, che si chiama L'Oppure, L maiuscola, apostrofo, oppure con la O minuscola, oppure anche alla nostra newsletter. Trovate tutte le informazioni per fare tutto ciò sul nostro sito, che ricordo nuovamente, www.loppure.it. Buona serata a tutti e a tutte, a presto su questi e su altri schermi.